Conegliano chiede giustizia per la morte di Sara e Jessica, le due ragazze che esattamente una settimana fa sono morte sulla 28, falciate da un pirata della strada, tappeto di luci nel centro della città del Cima tra rabbia e dolore. Si trova gravissimo al centro Grandi Ustionati di Verona il 37enne pakistano che ieri sera si è dato fuoco in pieno centro Oderzo. Era stato multato sul lavoro in un kebab perché senza Green Pass. Il cordoglio di San Biagio di Callalta per la morte di Paola Hutu, la donna morta ieri in A4 travolta da un'auto contromano. Aiuteremo i familiari in Romania, dice il sindaco. Shock a Legnaro nel Padovano dove un 17enne si è schiantato contro il muro di una casa. Questa mattina alle 4:30 stava guidando l'auto dei genitori. Indagini in corso. Caro bolletta e Covid, Piscine Veneto con l'acqua alla gola, giornata di serrata su tutto il territorio dal natatorium di Treviso, un appello al governo. Giovanni Zorzi è stato riconfermato segretario del PD di Treviso. A Conegliano la proclamazione lavoro e sicurezza le priorità, messaggio alle forze moderate. Il parco dello Storga è stato lo scenario per una piccola cerimonia in ricordo di un volto noto di Treviso, Michela Zerio, mancata qualche settimana fa. È stato liberato il gufo di cui si era presa cura. Dopo il successo dei mini cuccioli e di Leo, la società trevigiana Alcuni lancia sul mercato un nuovo cartone animato a chilometro zero. I protagonisti vivono sulle Dolomiti Venete. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il cordoglio profondo di Conegliano. Esattamente una settimana fa la morte sulla 28 di Jessica e Sara, le due cugine travolte da un pirata della strada. In settimana il pirata della strada, un imprenditore 61enne bulgaro, è stato scarcerato dal GIP di Pordenone e si trova agli arresti domiciliari. Questa sera la fiaccolata che si è appena conclusa nel cuore della città del Cima, ma ci racconta tutto in diretta il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Quelle che vedete alle mie spalle sono i lumini portati dalle oltre 400 persone che hanno partecipato a quella che potremmo definire una sorta di fiaccolata moderna, silenziosa, che si è portata qui in piazza Cima a Conegliano partendo dall'inizio di Viale 20 settembre. L'appuntamento ha portato appunto 400 persone in un tam tam veloce. Questo sta a significare l'abbraccio di queste persone, ma di queste comunità, a queste due famiglie, le famiglie di Sara e Jessica. Sono con il sindaco di Marino di Piave, Gianpietro Cattai. Sindaco, intanto un commento per questa presenza, per questi cittadini che con il loro silenzio hanno voluto testimoniare il dolore di due comunità, quella di Conegliano e quella di Marino, ma anche di tutta la Marca. Certo, è stato un momento davvero alto di vicinanza alle due famiglie colpite nei giorni scorsi da questa tragedia immane, ma vedere così tanta gente in maniera silenziosa avvicinarsi a Piazza Cima è stato davvero e sicuramente di grande supporto e di grande vicinanza alle famiglie. Ecco, in questo momento si sta pensando a queste due ragazze, ma si sta pensando anche all'investitore. Da amministratore pubblico cosa dire di questo braccialetto elettronico, di questa scarcerazione, ma soprattutto di queste regole di omicidio stradale che per qualcuno sono troppo lievi? Allora è chiaro, come istituzione non posso mettere in dubbio sul fatto che ci sarà la giusta pena per questa persona che si è resa protagonista di un evento così drammatico. Da uomo devo dire che a fatica comprendo le disposizioni del giudice, però dico anche che dobbiamo trovare la forza tutti assieme per mandare un messaggio alle istituzioni, a chi ha il potere di poter disporre norme più chiare e più puntuali, in modo tale che poi anche gli uomini della giustizia che stanno sul territorio possano applicare nel migliore dei modi. Grazie Sindaco, adesso invece torniamo un attimo alla cerimonia con un momento. Una volta arrivati in piazza Cima, Cristina Sartori, che è stata l'organizzatrice, ha preso la parola per un ricordo molto bello e particolare di Sara e Jessica. Ascoltiamolo assieme. Fino a una settimana fa c'erano due stelle qui, insieme a noi. Due stelle che brillavano, di luce propria. Ma qualcuno ce le ha strappate. Non brillano più qui.
Adesso illuminano un cielo molto più vasto, ma qua dovevano continuare a brillare. Qualcuno le ha strappate perché non è neanche giusto, non è corretto definire uomo colui che ha strappato queste 2 vite, che ha ferito 2 bambine. Parlando delle bambine piccole, parla di Gabi. Non è umano, è impensabile quello che è successo. Cristian, riprendo io la linea qui da Piazza Cima, giusto per presentare il sindaco Fabio Chiesa. Sindaco, una serata per ricordare queste 2 ragazze, per chiedere giustizia, una serata dove c'è stata anche un po' di tensione. Come mai? Beh, è normale, gli animi comunque erano molto caldi, soprattutto perché di fronte a una tragedia in cui un pirata della strada ha ucciso 2 ragazze, ha lasciato 2 bimbe orfane, ha distrutto 2 famiglie e ha distrutto anche 2 comunità, ci ritroviamo purtroppo che alcuni non avevano capito l'entità della manifestazione, magari non avevano capito di cosa si trattava, ma devo dire che da Conegliano è partito un segnale forte, un segnale verso le istituzioni di cambiare una legge che non può permettere ad individui che ammazzano ragazze così giovani di rimanere agli arresti domiciliari, per cui non tanto il giudice che interpreta la legge odierna, ma la legge va cambiata e spero che questo messaggio, ripeto, da Conegliano arrivi forte alle istituzioni. Queste leggi vanno cambiate, queste persone vanno tenute in galera. Ecco, allora, noi poi torniamo qui, però vi facciamo vedere questo contributo particolare, il momento di tensione, quando una delle mamme dell'associazione che sta seguendo questi genitori, come dire, si è un po' scagliata nei confronti dei ragazzi che nei bar intorno, anziché seguire o comunque avere rispetto per questo momento, continuavano tranquillamente a chiacchierare bevendosi lo spritz. Sentiamo questo momento di tensione, poi torniamo a parlarne con il sindaco. Per rispetto di tutte le famiglie che sono state colpite da questo dramma, vi chiedo per cortesia, alzatevi in piedi, vergognatevi! Non si può continuare a bere su una tragedia del genere! Domani potrete essere uno di voi così! Portate rispetto! Quello che non riuscite a fare purtroppo! E noi mamme stiamo qua piangendo 2 ragazze che sono morte ingiustamente! E lo sto urlando perché non capiate! Rabbia, dolore dunque, ma anche tanta esasperazione. Lucio. Sì, grazie Cristian. Ritorniamo con il sindaco Fabio Chiesa. È anche vero che soprattutto in fondo si sentiva poco, quindi sono parzialmente anche scusati, anche se devo dire i lumini dovevano far pensare qualcosina di più. Che lezione è per questi ragazzi? Una lezione che devono imparare assolutamente, perché potrebbe esserci stato chiunque al posto di queste 2 ragazze che nulla stavano facendo se non tornare da una giornata di festa. Devo dire che Jessica e Sara dovranno essere ricordate nei prossimi anni in maniera attiva. Parlavo con i genitori, magari con una borsa di studio che vada a premiare i ragazzi meritevoli come lo erano loro. Dei sogni si sono infranti e speriamo che in nome di questi altri ragazzi possano vivere e sviluppare le loro idee per il loro futuro e quello della nostra comunità. Senta sindaco, in settimana ci saranno i funerali, gli ennesimi funerali di gente morta per strada. Le amministrazioni, Mareno ma soprattutto Conegliano, cosa faranno per non dimenticare, ma anche per lasciare un segno per chi deve stare più attento? Ma ripeto, aumenteremo l'educazione stradale nelle scuole, ma vogliamo che anche le pene siano certe, perché se educhiamo i ragazzi l'educazione viene data anche dal rispetto per uno Stato che al suo contempo deve rispettare le norme, farle rispettare e dare segnali di essere duro nei confronti di chi ammazza, come ho detto prima, 2 ragazze e lascia orfane 2 bimbe.
Grazie Sindaco, se non ci sono domande Cristian ti restituisco la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie a te e al Sindaco Fabio Chies. È una comunità attonita anche quella di San Biagio di Callalta, dove Paola Hutu, la donna morta ieri in A4, travolta da un pirata della strada che stava procedendo contromano, viveva da anni. Ci mettiamo a disposizione dei familiari, è difficile spiegarsi e perdonare tragedie del genere, le parole del sindaco Cappelletto. I figli della donna vivono in Germania e nel pomeriggio di oggi sono emersi dei particolari. L'automobilista cittadino sloveno che ha imboccato il raccordo autostradale contromano avrebbe percorso decine di chilometri prima dello schianto, forse una trentina. Questo il cordoglio della comunità di San Biagio. Siamo ancora attoniti per come è successo, per quello che è successo. Era da moltissimi anni che era qui, viveva tra l'altro in pieno centro di San Biagio di Callalta, integrata, ha fatto numerosi lavori, ma per dare una qualità e una dignità. È una comunità attonita quella di San Biagio di Callalta, non solo perché Parashiva Hutu, detta Paola, ci viveva ed era perfettamente integrata, ma per le modalità della tragedia che l'ha strappata alla vita. Sabato mattina la donna stava percorrendo la 4 tra Monfalcone Est e Duino quando un'auto che procedeva contromano l'ha travolta con il conducente che poi si è dato alla fuga. Un copione che ricorda quello della 28, dove esattamente una settimana fa sono morte Sara e Jessica. Quando succedono queste cose difficile anche per coloro che subiscono direttamente questi lutti perdonare. Posso capire cosa si possa provare, ma è difficile anche perché non si rispettano le regole, c'è una mancanza di rispetto delle regole che poi portano a questi fatti, a questi eventi che ci mette in dubbio tutto il nostro rispettare anche le regole. Lavorava alla De Longhi, Paola, 56 anni, ma nella sua parentesi di vita trevigiana era stata anche badante e pasticcera. Fra qualche mese avrebbe dovuto sposare il compagno. Ora la comunità di San Biagio, attraverso il comune, si mette a disposizione della famiglia originaria in Romania. Lunedì riapriranno anche tutti gli uffici e ci saranno tutte le procedure per far sì di poter dare delle risposte ai suoi familiari. Una traiettoria di cordoglio, di dolore, ma anche di rabbia per l'ennesima assurda tragedia. Da San Biagio in direzione Romania parte un abbraccio virtuale. Le abbraccio, guardi. Come dicevo all'inizio, anche altri sindaci mi hanno fatto una telefonata per poter esprimere il proprio cordoglio e questo lo riporteremo ai suoi familiari e standogli anche vicino. Ci spostiamo adesso a Legnaro nel Padovano per un'altra tragedia davvero assurda, un incidente mortale che si è registrato questa mattina intorno alle 4 sulla statale Piovese. Una Opel Corsa è finita fuori strada e il conducente, un ragazzo di 17 anni, è morto sul colpo. L'auto, dopo la perdita di controllo da parte del giovane, ha sfondato, lo vedete, il cancello di un'abitazione finendo nel cortile. La vittima si chiamava Pietro Benfatto, residente a Mortise, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo maggio. Ieri sera il giovane era uscito per andare a una festa con gli amici a Piove di Sacco. I genitori gli avevano affidato l'auto con la garanzia che avrebbe guidato un amico maggiorenne. La tragedia al rientro. Pietro era solo in auto e sembra corresse a forte velocità. L'Opel ha urtato un ostacolo ed è volata per 10 metri atterrando sulla cancellata dell'abitazione. Dietro seguivano altre auto guidate da amici maggiorenni. La polizia stradale di Piove di Sacco sta svolgendo accertamenti sulla vicenda, indagando per il reato di incauto affidamento, una violazione del codice della strada che punisce chi affida la macchina a persone minorenni o senza patente. Insomma, una tragedia davvero assurda. E c'è stata un'altra disavventura nelle strade, fortunatamente con un esito tutto sommato non grave. Nella mattinata di oggi un ciclo amatore padovano di San Martino di Lupari, nella zona di Giavera del Montello, è rimasto ferito seriamente a causa di una brutta caduta in discesa mentre stava affrontando la discesa della presa 14. Nella caduta il 48enne ha colpito violentemente il volto su una pietra, riportando serie lesioni. È stato elitrasportato al Cafoncello.
E si trova ricoverato sempre al Cafoncello di Treviso in condizioni davvero gravi un ragazzino polacco di 13 anni che ha riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale in un infortunio sciistico, sembra casuale, sulla pista plateau a Falcade. Il ragazzino era in vacanza con un gruppo di coetanei e i carabinieri sciatori di Falcade, subito intervenuti, si sono accorti della gravità della situazione e hanno chiamato l'elisoccorso. Intanto i colleghi della polizia hanno provveduto a chiudere la pista in quanto il minore non poteva essere spostato fino all'arrivo dei sanitari. Come vi dicevo, il 13enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello. E veniamo ai fatti di Oderzo, fatti anche qui gravissimi. Ci sarebbe il dramma della solitudine dietro al gesto estremo, al tentativo di gesto estremo accaduto ieri sera. Un 37enne si è dato fuoco in pieno centro tra la gente. Si tratta di un dipendente di un kebab molto conosciuto in città. Ora sta lottando per la vita al centro Grandi Ustionati di Verona. È quello che rimane oggi sull'asfalto di Oderzo, del gesto estremo di ieri sera. Mentre a Verona i medici stanno tentando di salvare il protagonista dalle lesioni profonde causate dal fuoco. Una storia di solitudine urbana, quella del 37enne pakistano, diventato una torcia umana tra via Roma e piazza Castello. L'elemento scatenante è stato l'ultimo controllo dei carabinieri che l'hanno nuovamente trovato al lavoro senza Green Pass e senza vaccinazione. Dipendente di un connazionale, gestiva questo piccolo negozio di kebab frequentato da tanti giovani della zona. Dovevate venire qui stasera? Sì, per portargli delle scarpe che ci ha chiesto di comprare e appunto l'ultimo messaggio era delle 18:58 e poi appunto abbiamo visto su Facebook la notizia e siamo venuti qua a vedere perché pensavamo fosse una fake, ma non lo era. A parlare è Beatrice, una dei tanti amici che frequentavano il piccolo locale, un po' per fare gruppo, ma soprattutto per non lasciare solo Nadim ai suoi pensieri sempre più cupi. Una vita difficile, da profugo, trovato in Grecia con 10 grammi di hashish, stava scontando tra casa e negozio subito sotto l'abitazione una pena di 8 anni ai domiciliari per spaccio e traffico di esseri umani, accuse per le quali si è sempre proclamato innocente. E sarebbero proprio i limiti imposti dalla condanna ad aver impedito vaccinazione, Green Pass, ma anche la spirale di depressione che l'ha portato al gesto estremo di ieri sera. Tu lo conoscevi? Sì. Come ti spieghi questa cosa? Un gesto estremo e purtroppo... Ma si era aperto questa attività dopo un periodo? Ma è da tanto che è aperto, però purtroppo non ci sono spiegazioni a riguardo. Venerdì sera il controllo con la sanzione di 460 euro e il divieto di lavorare nel kebab. Sabato nuovo controllo che l'ha ritrovato lì, dietro al banco. A quel punto Nadim è uscito in strada, qui si è cosparso di benzina e poi si è dato fuoco. In pochi secondi la torcia umana ha iniziato istintivamente a correre verso l'acqua del Monticano, crollando però qui, dove è stato subito soccorso dalle forze dell'ordine, dai commercianti richiamati dalle urla, da semplici cittadini. Nel suo gesto ieri sera sono rimasti i brandelli bruciati del vestito e il bianco dell'estintore usato per spegnere le fiamme, ma soprattutto lo sgomento, l'incredulità di una generazione che non pensava si potesse cercare la morte per solitudine. E secondo te perché l'ha fatto? Non lo so. Non potrei sapere. Non so. Ma vi aspettavate una roba di questo? No. E a Oderzo il giorno dopo ci si interroga, tante le questioni sul tavolo, tanti i risvolti. Ha fatto una cosa che non doveva fare, però doveva stare alle regole anche lui. E questo è il commento prevalente tra i cittadini oggi a Oderzo sul giovane pakistano senza Green Pass che si è dato fuoco. Cittadini convinti che le regole comunque debbano essere applicate. Prima tra tutte il Green Pass, che per quasi tutti deve rimanere obbligatorio anche se continuano a calare contagi e ricoveri. È giusto averlo. E anche continuare a controllare. Allargare un po' la maglia dei divieti senz'altro, perché abbiamo passato 2 anni veramente molto difficili. Ma il Green Pass no, insomma. Il Green Pass io dico che sarebbe molto giusto tenerlo ancora per un bel po'. È una maggior sicurezza per tutti. Green Pass sì, naturalmente, perché è per sicurezza, anche perché
è una cosa che va sempre, no? E dopo mascherina anche. Quasi tutti però convinti che il 15 giugno, quando scadrà il decreto, finiranno anche tutte le limitazioni, Green Pass compreso. Secondo lei dopo dovrebbe essere prorogato? No, basta, secondo me basta. Penso che dopo, quando viene il caldo, penso che sia finito ormai, sì. Non ci sono problemi su queste cose, il problema è che tutti e tutte si vaccinino, ecco questo, a partire dai bambini e dagli adolescenti. Poi c'è chi dice già ora liberi tutti. Qui bisognerebbe veramente riflettere molto e lasciare ormai tutti liberi, perché questa pandemia sta diventando endemia. Di conseguenza adesso secondo me basta. Ma la maggioranza dichiara di tenere duro almeno fino all'estate. E quindi il Green Pass fino al 15 di giugno, insomma, o anche dopo? No, dopo no. Dopo. Dopo basta. Che sia un'influenza normale per tutti. Un fatto di cronaca estremo, ma che pone una questione politica, mentre la politica locale e nazionale proprio sul tema del Green Pass si divide. A tal proposito chiediamo la vostra opinione. Eliminare il Green Pass, la domanda è diretta, sì, 0422 1626 691, no. Il numero in rosso 0422 1626 690. L'esito del sondaggio domani sera a Ring, la trasmissione condotta in studio dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. E c'entra anche il Green Pass, c'entrano le restrizioni e c'entra soprattutto il caro bolletta nella protesta inscenata oggi dai titolari di piscine in tutto il Veneto. È scattata una maxi serrata, precise le richieste dal mondo delle piscine al governo, così al natatorium di Treviso. Chiudiamo oggi una giornata limitando il più possibile quindi i disagi all'utenza abituale dei nostri impianti, come grido d'allarme per non rischiare di chiudere definitivamente nel prossimo futuro. Chiudere oggi per non chiudere domani e magari per sempre, come qualcuno già è stato costretto a fare, è senza precedenti l'iniziativa messa in atto da buona parte delle piscine trevigiane e venete, ridimensionate dalla pandemia, rischiano di essere sommerse dal caro bolletta. In impianti del genere i costi fissi fanno la differenza. Quello che non ci ha ucciso della pandemia come emergenza sanitaria è quello che succede adesso, che alla pandemia e alle conseguenze di questo virus terribile si aggiunge il problema dei costi energetici che sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi mesi. Bollette talvolta quadruplicate a fronte di abbonamenti in continua diminuzione causa restrizioni. Eppure nessuno tra gli impiantisti vuole rivedere i prezzi all'utenza. Questione di responsabilità sociale. È impossibile aumentare le tariffe in un clima economico già difficile. Le famiglie che frequentano gli impianti natatori sono famiglie che hanno le loro difficoltà economiche, si trovano già a gestire gli incrementi di costi della vita quotidiana. E da queste corsie inesorabilmente vuote nel giorno dello stop simbolico parte un appello destinatario all'esecutivo. Abbiamo bisogno che si possano fare piani a tempo medio-lungo nelle piscine per cercare di fare soluzioni energetiche che facciano consumare meno gli impianti, ma bisogna avere piani economici che permettono di rimborsare i finanziamenti che le piscine fanno con le banche. Se non siamo in grado di rimborsarli, i finanziamenti non li riceviamo. Rimaniamo a Treviso per lo sfogo sui social del sindaco Mario Conte di fronte all'ennesimo gesto di inciviltà. Lo vedete attorno alle mura cittadine con i rifiuti in bella mostra di un party probabilmente notturno. Inaccettabile, scrive il primo cittadino, anticipo già quelli che diranno ci vogliono telecamere, servono controlli. No, serve senso civico, anzi facciamo un passo indietro, servono capacità e adeguatezza di stare al mondo. Poi evitiamo di stracciarci le vesti con proteste contro il cambiamento climatico. Un'ultima cosa, dice sempre Mario Conte, mi rivolgo ai genitori, parlate di questi fatti ai vostri figli. Ancora la politica, lavoro, sicurezza, dignità, queste le priorità di Giovanni Zorzi, riconfermato alla guida del Partito Democratico trevigiano proprio oggi con la proclamazione a Conegliano. Zorzi che lancia un appello ai moderati in vista delle elezioni comunali del 2022.
Noi in questo momento sappiamo che dobbiamo cercare di insediare nei nostri territori il prezioso capitale politico che il partito a livello nazionale è riuscito ad accumulare in questi mesi di emergenza, cioè dando una risposta coerente e credibile alla crescente domanda di protezione delle persone di fronte alla pandemia. Per far questo credo che sia fondamentale lavorare su 3 parole d'ordine: lavoro, sicurezza e dignità. Queste le 3 parole d'ordine con cui Giovanni Zorzi inaugura il suo secondo mandato da segretario del Partito Democratico in provincia di Treviso, candidatura unitaria la sua confermata dalla proclamazione a Conegliano, centrali soprattutto nella Marca i temi del lavoro e dell'economia. Abbiamo una ripresa che si sta basando su quello che è un aumento del precariato tra i giovani, abbiamo il dramma di artigiani imprenditori che si trovano a riavviare la loro attività con il caro bollette, quindi col rischio di chiusura, abbiamo la piaga del caporalato e la tremenda strage sui luoghi di lavoro. Il tema della sicurezza del lavoro per noi è centrale, per non parlare poi degli ultimi dati che danno la provincia di Treviso tra le peggiori in termini di discriminazione salariale di genere. Altro capitolo, quello sanitario, con la richiesta di aprire un confronto sull'ULSS unica e quindi sul piano sanitario regionale. L'ULSS 2 è una delle più grandi, forse la più grande in Veneto, e probabilmente è troppo grande per governare i processi in modo efficiente ed efficace. Questo si è visto anche in termini di programmazione del personale. Soffriamo una pesantissima carenza di personale medico infermieristico. All'orizzonte le amministrative 2022, nella Marca 17 i comuni al rinnovo, tra le sfide Silea e Casale. Qui il messaggio a possibili partner è chiaro: nessuna ambiguità, serve un'alternativa, dice Zorzi, a quello che definisce blocco sovranista. Noi rivolgiamo un appello alle forze politiche e civiche del mondo liberale e moderato. Siamo a disposizione già a partire da queste prossime elezioni amministrative a costruire insieme una proposta innovativa di cambiamento possibile che sia all'altezza delle aspettative di chi, come i giovani, le famiglie e le imprese, cerca dalla politica risposte concrete e responsabilità. Pubblicità, a fra poco.